Ci sono. Buongiorno, prego, prendete pure posto. Grazie per essere qui oggi. Questo convegno a tema appunto pesca e novità della pesca su tanti aspetti, più di un aspetto, organizzato dalla Regione del Veneto proprio per parlare della nuove novità in questa pesca veneta. E darei quindi la parola alla Regione del Veneto, in questo caso rappresentata dal dottor Cherubini, che modererà anche poi gli interventi dei suoi colleghi. Prego, lei la parola, dottor Cherubini. Grazie, forse mi metto lì così vi faccio vedere la presentazione. Si sente? Sì, mi sentite. Buonasera e buonasera a tutti. Dopo gli interessanti convegni sul piano pesca-venatorio di questa mattina e sugli ungulati di poco fa, passiamo al mondo subacqueo, acquatico, e parliamo di pesca e di tutela della fauna ittica. Io sono Giuseppe Cherubini, sono il direttore dell'unità organizzativa pianificazione, gestione e risorse ittiche e FEAMP, il Fondo Europeo per le Affari Marittimi e la Pesca della Regione del Veneto, e sono qui con me la collega funzionaria responsabile dell'ufficio che si occupa di tutela della fauna ittica e di pesca sportiva, che molti di voi conosceranno, la dottoressa Barbara Grava, e il dottor Paolo Turin della società Bioprogram, presidente della società Bioprogram, che è stato il responsabile del gruppo di assistenza tecnica per la redazione della carta ittica, ma che oggi vi parlerà in particolare di un progetto specifico che abbiamo promosso come Regione Veneto sulla tutela e la gestione delle popolazioni di salmonidi. L'idea dei nostri interventi è quella di darvi un quadro generale su alcune grosse tappe per la gestione della fauna ittica in Veneto e in particolare nella provincia dell'Uno e quindi nella zona alpina, e quindi vedremo il nuovo modello gestionale proposto dalla Carta Ittica regionale e poi, come dicevo, questo progetto specifico sui salmonidi. Siccome immagino che molti di voi abbiano in mente il problema delle emissioni dei salmonidi, che insomma in questi mesi ha dato molte preoccupazioni ai pescatori, alle associazioni di pesca e anche a noi delle amministrazioni, abbiamo pensato di prendere il toro per le corna e di affrontare prima questi aspetti normativi sull'emissione della fauna ittica, per poi passare ai progetti più specifici. Avendo in mente il quadro normativo, forse poi sono anche più chiare alcune scelte, per esempio della Carta Ittica regionale. E quindi, se si può, io faccio una carrellata veloce. Il mio intervento si parla di recenti modifiche al quadro normativo per le emissioni naturali di specie ittiche. In realtà partirei dal 92, che tanto recente non è, ma ci fa capire di cosa stiamo parlando, dalla direttiva europea, che ho lasciato volutamente in inglese, nel senso perché poi in Italia è stata interpretata e tradotta in maniera un po' diversa, che però questo è l'obbligo dato dalla direttiva europea Habitat del 1992, che vige dal 1992, quindi ne stiamo parlando adesso, ma è una cosa che ha circa 30 anni di vita, e in cui la direttiva europea impone agli Stati membri di assicurare che l'introduzione deliberata in natura di qualsiasi specie che non sia, usano il termine nativa, originaria, sia regolata in modo da non creare pregiudizio agli habitat naturali o alla fauna selvatica nativa originale. Quindi non c'è un divieto di immissione di specie alloctone, ma dice che gli Stati membri devono assicurarsi che l'eventuale immissione di specie non native, non autoctone, non arrechi danno agli habitat e alla fauna selvatica nativa. Questa, diciamo, è la regola del 92 che dobbiamo ben tenere in mente, perché da lì non ci si muove, nel senso che è veramente difficile andare a pensare di andare a modificare questo principio. Dice che gli Stati devono fare una valutazione su questo aspetto, se l'immissione crea o no pregiudizio alla fauna nativa, e che i risultati della valutazione devono essere poi trasmessi alla Commissione europea. Quindi questo è il quadro di base del 92. In Italia è stata recepito dal DPR 357, la prossima, grazie,
che però nel 97 era stata recepita in maniera molto più rigida di quanto prevedeva l'Unione Europea, e in modo più rigida e anche più semplice, perché le cose complesse sono anche più complicate da gestire. E invece l'Italia nel 97 aveva fatto una scelta, diciamo, di semplicità, dicendo che è vietata l'immissione di qualsiasi specie non autoctona. Punto. Quindi nel 97, dal 97 in poi, era vietata qualsiasi immissione di specie non autoctone. Questa cosa, per quanto riguarda la gestione della fauna ittica, è passata un po', diciamo, sottotono, non è stata, non è stata agli occhi, insomma, della ribalta nazionale, come invece lo è adesso. E quindi dal 97 in poi i sistemi di gestione della fauna ittica portati avanti dalle province prevedevano, per entrare nel concreto della gestione della provincia dell'Uno, della zona alpina, prevedevano l'immissione, lo sapete meglio di me, della trotafario, per farvi gli esempi, della proteridea e del coregone. Nel 2019 invece il DPR del 357 è stato modificato nella forma che conosciamo adesso e che quindi prevede che il Ministero dell'Ambiente, allora adesso il Ministero della Transizione Ecologica, definisse i criteri per la valutazione del rischio sulle emissioni di specie alloctone e, andando avanti, prego. Il comma 3 dice: è vietata l'emissione in natura di specie di popolazioni non autoctone, che è quello che era prima, dal 97 in poi, però salvo quanto previsto dal comma 4. E saltiamo al comma 4, perché è il prossimo. E quindi che in realtà viene meno il divieto assoluto che c'era nel 97, ma dal 2019 entra che su istanza delle regioni l'immissione in natura delle specie di popolazioni non autoctone può essere autorizzata, quindi veniva valutata e autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica. Quindi c'è stato un passaggio in realtà da un divieto assoluto a una valutazione e una necessità di autorizzazione, così come prevedeva originariamente la direttiva europea del 92. Quindi la legislazione italiana dal 2019 in qualche modo si è riavvicinata al dettato più letterale previsto dalla direttiva dell'Unione Europea del 92. Paradossalmente da qui sono iniziati un po' i problemi per la gestione della fauna ittica, perché andiamo avanti, per questo possiamo andare avanti, la valutazione, ecco, perché subito dopo il 2019 il Ministero ha fatto il suo dovere, cioè ha fatto un decreto sui criteri per la reintroduzione e ripopolamento delle specie autoctone. Qui non stiamo parlando soltanto di fauna ittica, ma stiamo parlando di tutte le specie di fauna e flora. Ad esempio questo decreto è stato usato per il problema della cimice asiatica e la vespa samurai, per l'introduzione della vespa samurai per la lotta alla cimice asiatica nei frutteti in agricoltura. E qui, diciamo, questo decreto già faceva intravedere alcuni dei problemi che poi come regioni, come amministrazioni regionali abbiamo incontrato, nel senso che questo decreto inserisce dei criteri, e questa però è una valutazione, come dire, amministrativa italiana del Ministero della Transizione Ecologica. Ho fatto vedere la normativa europea, perché non c'è niente in normativa europea che definisce il contenuto di questo decreto sui criteri, che era importantissimo e sacrosanto fare questi criteri, ma sono stati declinati in maniera già piuttosto rigida, piuttosto complessa, e con un approccio che per noi regioni, e lo dico sempre in termini costruttivi, diciamo, mancava dell'aspetto gestionale, cioè con un approccio molto autorizzativo, molto puntuale, e che, diciamo, dal nostro punto di vista non teneva conto degli aspetti gestionali. Parlando, poi ne parleranno meglio i miei colleghi, parlando di emissioni di Iridea, Fario e Coregone, stiamo parlando di gestione della fauna ittica, che nel caso della Fario, nel caso del Coregone, viene fatto da 400-500 anni, nel caso di Iridea da 50-60 anni, poi i tecnici sono più loro che mi diranno meglio. E questo aspetto gestionale manca completamente da questo decreto, che invece ha preso un taglio molto stringente. Questo taglio molto rigido e molto complesso,
e molto dettagliato anche, si è visto anche nei successivi provvedimenti del Ministero della Transizione Ecologica, che appunto si aspettano di dare autorizzazioni, l'hanno anche scritto, molto puntuali, per periodi di tempo molto limitati, nell'ordine di mesi, per corsi d'acqua molto precisi, nell'ordine di torrenti o fiumi, e che quindi questo, per chi si occupa di gestione della fauna etica, contrasta con degli aspetti di gestione. Invece noi come regioni e anche chi lavorava prima nelle province abbiamo un aspetto gestionale che non può essere così puntuale, devi parlare di anni per la gestione della fauna etica, bisogna parlare di bacini o di aree vaste, e quindi in modo un po' inaspettato, al di là di quello che era previsto dalla norma, le regioni si sono trovate incontro a una rigidezza amministrativa che, devo dire, nel caso della gestione della fauna etica non ci aspettavamo, te lo dico con franchezza. Su questo passaggio che c'è stato nel 2019 si è intrecciato con un altro cambio epocale che, scusate se vi dico cose che sapete, ma è per riepilogare e per inserire tutto in un contesto che sia chiaro, che è quello del passaggio delle funzioni in materia di caccia e pesca dalle province alle regioni. Anche questo, un conto è fare una legge, un conto poi è tradurlo in aspetti gestionali concreti, e voi che fate parte di associazioni l'avete vissuto quotidianamente, la difficoltà di questo passaggio di competenze dalle province alla regione, che comunque la regione ha affrontato con diversi interventi normativi, la legge regionale 19-2015, la legge 30-2016, la legge 30-2018, che, se si può passare alla prossima diapositiva, in uno di questi passaggi normativi, devo dire con lungimiranza, noi poi su questo ci siamo attaccati, abbiamo usato questo comma 31 dell'articolo 1 della legge 30-2018, è per questo che ve lo richiamo così in modo esplicito. La regione, prima che ci fosse quella modifica normativa del DPR 357 del 2019, aveva scritto: nelle more dell'entrata in vigore della Carta Etica Regionale, lo strumento di pianificazione complessivo di cui poi vi parlerà Barbara Grava, restano in vigore le carte etiche provinciali e i regolamenti provinciali. E io qua evidenzio, è stata così introdotta una fase transitoria di vigenza, cioè finché non abbiamo gli strumenti regionali, continuano a valere gli strumenti gestionali che avevano messo le province, perché non possiamo bloccarci e star fermi in mancanza degli strumenti gestionali. Sul regolamento regionale, voi sapete che è entrato in vigore il regolamento regionale 6-2018, è entrato in vigore il 1° ottobre 2019 e quindi ha sostituito completamente i regolamenti provinciali. Sulle carte etiche, che pur sono così importanti, in particolare per quanto riguarda le emissioni, invece continuano a rimanere in vigore le carte etiche provinciali finché non sarà approvata in via definitiva la carta etica regionale. E su questo comma 31, scritto con lungimiranza nel 2018, noi ci siamo attaccati per continuare la gestione delle province anche in questi anni di transizione, anche dopo la riforma del 2019 sulle emissioni di fauna ittica e anche dopo il decreto ministeriale del 2 aprile 2020. Questo è il regolamento regionale di cui vi ho già parlato, andiamo avanti, che conoscete già. Qui è la fase, vi ricordo la fase appunto di predisposizione della Carta Etica Regionale, che poi Barbara Grava vi spiegherà meglio. Il 22 ottobre 2019 ha preso via tutto il processo molto complesso, con valutazione ambientale strategica, valutazione di incidenza. L'anno scorso, il 28 luglio 2021, abbiamo adottato la Carta Etica Regionale, che è consultabile nel nostro sito e che vi verrà presentata più tardi, e adesso siamo nella fase finale dell'approvazione della Carta Etica Regionale. Quindi siamo ancora in questa fase di transizione in cui valgono gli strumenti delle carte etiche provinciali. E quindi, diciamo, avendo in mente che la Carta Etica Regionale, proprio come scelta invece di piano, che verrà detto dopo, prevede l'immissione di Coregone, Trotafare e Traperidea, e anche le valutazioni ambientali che abbiamo associato alla Carta Etica Regionale le considerano, così come sono state disegnate dalla Carta Etica Regionale, compatibili da un punto di vista ambientale. È una valutazione che abbiamo fatto noi e i nostri tecnici e che verrà adesso sottoposta alla direzione ambiente della regione. Nel frattempo, dico, speriamo di arrivare alla diapositiva che sto chiamando, prima o poi ci arriverò. Eccola qua.
abbiamo deciso di continuare a portare avanti i modelli gestionali delle province e quindi continuando a autorizzare le emissioni di Trotafario, Troteridea e Coregone. Così come anche avevamo individuato in una delibera del 4 giugno 2020. Ecco, quindi quello che abbiamo fatto in Veneto, e lo dico perché deve essere chiaro i passaggi che abbiamo fatto, anche a differenza, devo dire, di altre regioni, quindi in Veneto abbiamo preferito, e in questo ci ha aiutato la legge regionale 30/2018, abbiamo preferito continuare i modelli gestionali delle province e quindi continuando a immettere Trotafario, Troteridea e Coregone, attaccandoci a quel comma 31 e adottando la Giunta regionale si è presa la responsabilità, con ovviamente il supporto e l'avvallo e i pareri di regolarità delle strutture tecniche regionali, di mantenere la gestione fatta dalle province, che è basata sull'emissione di Trotafario, Troteridea e Coregone, anche se apparentemente questo poteva essere in contrasto con quanto è stato previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 2020. Adesso andato avanti troppo. Quindi quello che abbiamo fatto in Veneto negli ultimi 2 anni è dire, finché non c'è la carta etica regionale, noi continuiamo i sistemi gestionali delle province, anche perché la carta etica regionale ha lavorato molto sui piani gestionali delle province, anche se ridisegnandoli e adattandoli al nuovo contesto nazionale che stava via via emergendo. Il nostro intendimento era quello, e su questo ci eravamo preparati dando l'incarico per uno studio specifico su Fario, Iridea e Coregone che abbiamo fatto, abbiamo completato e abbiamo incamerato. Il nostro obiettivo era quello di presentare come istanza di autorizzazione al Ministero della Transizione Ecologica l'intero sistema gestionale previsto dalla Carta Etica e corredandolo da uno studio di valutazione complessiva sull'immissione di queste 3 specie. Non l'abbiamo fatto poi, lo devo dire chiaramente, perché sennò non ci capiamo e dobbiamo capire a che punto siamo adesso. Non l'abbiamo fatto per 2 motivi. Uno, perché aspettavamo di farlo la fase, diciamo, finale della valutazione ambientale strategica e quindi la valutazione sulle osservazioni che sono pervenute, che è un iter, un procedimento che si chiuderà nelle prossime paio di settimane, per dare al Ministero un quadro completo di quali erano le scelte della Regione Veneto. Non l'abbiamo poi fatto perché gli atti, le lettere che vedevamo dal Ministero ci hanno fatto capire che il nostro approccio, che noi continuiamo a considerare corretto, cioè quello di un piano gestionale complessivo di area vasta a carattere pluriennale, 5 anni, era abbastanza in contrasto invece con la visione del Ministero, che dicevo prima, molto rigida e molto puntuale, e poi perché erano nell'aria, e poi sono arrivate, queste modifiche normative che adesso vediamo, e poi concludo il mio intervento. No, torniamo indietro. Chiedo scusa. Che sono state introdotte dalla legge finanziaria del 2022, approvata con legge il 30 dicembre 2021 a 234, che è importante, e veramente in 5 minuti poi vado a concludere, che però questo sia ben chiaro. Cioè, fino adesso ci siamo mossi in un contesto di assetto regionale, cioè la legge regionale 2018 aveva detto finché non c'è la carta etica regionale andate avanti con i sistemi gestionali delle province, e abbiamo fatto 3 delibere che dicono questo. Ovviamente non possiamo andare avanti all'infinito con questa cosa, dobbiamo andare avanti, dobbiamo approvare la carta etica regionale e assumerci la nostra responsabilità. Nel frattempo però è intervenuta questa norma che dice, col comma 835, al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di emissione di specie ittiche, quindi una norma specifica per le emissioni di specie ittiche,
È istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica il nucleo di ricerca e valutazione composto dal rappresentante del Ministero, dal rappresentante dell'ISPRA e da 6 rappresentanti delle regioni e delle province autonome, che lavorerà per un massimo di 12 componenti. Quindi è stato istituito un nucleo perché anche a livello nazionale, quindi con questa norma, è stato riconosciuto che l'applicazione tout court, così come era stata iniziata, alle emissioni e ai sistemi gestionali ittici poteva comportare dei problemi. Quindi al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di emissioni di specie ittiche. C'è un gruppo di lavoro che deve fare delle valutazioni su come si applica quella necessità di valutazione di emissioni di specie ittiche al contesto gestionale nazionale. Il comma 836 dice: al fine dell'adeguamento al divieto di emissione in natura di specie non autoctone, di cui articolo 12,3, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del nucleo di ricerca e valutazione. Quindi questo comma cosa dice? Finché il nucleo lavora, che lavora fino al 31 dicembre 2023, si continuano i sistemi di gestione ittica che c'erano, perché le regioni devono conformare i modelli di gestione entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori e, conformandosi, consentiranno l'emissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche. Mentre poi, per quelle che vengono definite come non autoctone, quindi alloctone, bisognerà chiedere l'autorizzazione e fare tutta quella valutazione del rischio che è stato detto. Quindi la legge, in qualche modo, proprio solo per la fauna ittica, dice: fermiamoci un momento, facciamo lavorare un nucleo di lavoro che deve dire cosa è autoctono e cosa non è autoctono, e quindi è alloctono, ma anche, secondo me, nel comma precedente, io spero che il nucleo lo faccia, di definire già dei criteri di eventuale danno fatto dall'emissione ittica a seconda delle specie. E, per esempio, che senso ha parlare di danno alla fauna locale di emissioni di una specie come la fario che viene emessa da 500 anni? Cioè, forse o il danno c'è stato 500 anni fa o non lo so adesso. Quindi io spero che il nucleo, e che saranno tecnici, quindi non sarò certo io, ma entrerà anche nel merito di queste valutazioni. Possiamo definire dei criteri di danno o non danno per specie che sono presenti da centinaia d'anni sul territorio italiano? E nel frattempo andiamo avanti con i sistemi gestionali e ci conformiamo, però, attenzione, ci dobbiamo conformare dopo. E qui l'837 dice che il nucleo deve definire quali sono le specie ittiche autoctone o alloctone. Per esempio, potremmo anche dire che la fario ormai è autoctona, non lo so, lo dirà il nucleo. L'idea direi che no, che non ce la farà mai il nucleo a dire che è autoctona, ma non è il caso. E poi c'è stato un altro comma, l'837 bis, che è stato introdotto più recentemente ancora, però sempre di quella legge lì, è stato introdotto con la conversione in legge del decreto legge 228, che lo spiega ancora meglio, se non si era capito lo ridice: al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12,1 del regolamento, quindi viene cancellato, sospeso il decreto 2 aprile 2020, ma non per tutto, per le specie ittiche alieutiche. Quindi ancora una volta il Parlamento ha riconosciuto la particolarità, la specificità dei sistemi gestionali delle specie ittiche. Per le sole disposizioni riguardanti le emissioni in natura di specie non autoctone. Quindi questo comma in qualche modo rafforza il concetto. Tutto questo per dirvi che fino adesso abbiamo fatto delle delibere che ci hanno consentito l'emissione di coregone, fario, iridea secondo le previsioni delle carte ittiche provinciali. La carta ittica regionale prevede l'emissione del coregone, fario, iridea, e quindi anche dopo l'approvazione della carta ittica regionale noi intendiamo andare avanti con l'emissione di coregone, fario, iridea secondo le previsioni della carta ittica regionale. Rimane però sullo sfondo il discorso dell'emissione delle specie non autoctone ittiche, e intanto non si parla, è assolutamente assurdo parlare di emissione di specie non autoctone che non siano previste dalle carte ittiche provinciali o dalla carta ittica regionale. Quindi
togliamoci dalla testa ormai l'immissione di specie ittiche non autoctone che non siano Coregone, Fario e Ridea. Un discorso forse particolare sul salmerino alpino, ma poi Paolo Turin magari anzi sicuramente molto più tecnico di me per affrontare questo. Dopodiché noi, devo dire, dipendiamo fortissimamente dalle conclusioni del nucleo che sta lavorando al Ministero, perché queste norme con la legge finanziaria 234 ci hanno dato una pausa di 2 anni che ci consentono di andare a approvare la carta ittica regionale con una certa tranquillità e per questi 2 anni di continuare con i sistemi di gestione ittica previgenti, c'è scritto da qualche parte. Dopodiché dobbiamo conformarci ai lavori del nucleo. Quindi noi come regioni, e su questo, come si diceva anche stamattina, le regioni italiane sono molto compatte, tutte chiederanno al Ministero della Transizione Ecologica, hanno già chiesto di considerare le specie di oggetto di gestione con tutte le cautele che abbiamo messo, cioè fare Coregone Ridea, in modo particolare Coregone e Fario, anche perché presenti da un secolo e mezzo o più secoli nelle nostre acque. L'idea perché in qualche modo è entrata nei sistemi gestionali e con le cautele che abbiamo previsto in carta etica regionale probabilmente, anzi, questa è stata la valutazione dei tecnici, non crea impatti sulle popolazioni autoctone, in particolare sulla marmorata. Però poi se il nucleo dovesse decidere cose diverse dalla carta etica regionale, noi a quel punto siamo obbligati a seguire quello che deciderà il nucleo e quello che, più che il nucleo, che verrà approvato con decreti ministeriali sulla base delle risultanze del nucleo di valutazione. Quindi questo è il percorso che la Regione Veneto intende fare, che ha fatto fino adesso e che intende fare nei prossimi 2 anni. È un percorso che condividiamo non con diciamo, convintamente, ma insomma in modo dialettico col Ministero della Transizione Ecologica. Condividiamo per esempio con la Regione Lombardia. Altre regioni hanno fatto delle scelte più cautelative, bloccando, voi lo sapete, le emissioni di queste specie, e quindi noi ci stiamo provando, però poi tutto dipenderà, lo dico chiaramente, dai lavori del nucleo nazionale, quindi su questo come regioni vigileremo, faremo sentire le nostre voci, le nostre opinioni, ognuno con i propri ruoli, anche le associazioni potranno farlo, e poi il tema c'è sullo sfondo. La mia impressione, lo dicevo all'inizio, è che sarebbe utile che anche a livello ministeriale ci fosse un approccio conservativo, perché è assolutamente importante, ma anche gestionale, e che quindi le 2 cose vengano viste nel loro complesso e non in modo separato. Spero di non aver fatto confusione con troppe norme e troppi articoli. Questo secondo me è per spiegarvi cosa stiamo facendo e anche dei rallentamenti di qualche mese sull'approvazione della carta ittica, perché abbiamo voluto essere sicuri e il confronto con la Lombardia ci ha molto aiutato e confortato in questo, dell'iter che stavamo facendo. Adesso mi pare che siamo indirizzati su questo e quindi spero che riparta al più presto il percorso per arrivare all'approvazione definitiva della carta etica regionale, diciamo, entro l'estate di quest'anno. Vi ringrazio e lascio la parola alla dottoressa Grava. Buongiorno a tutti, sono Barbara Grava, UNIN, e sono funzionaria della Regione del Veneto e sono responsabile, come diceva il dottor Cherubini, dell'attuazione della carta ittica, della pesca sportiva e tutela del patrimonio ittico. La mia presentazione riguarda appunto la carta ittica regionale, a che punto siamo, e in parte è già stato accennato dal mio predecessore. Vai pure avanti. Faccio velocemente le prime slide e dico che la carta etica regionale è prevista dall'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 98, la legge quindi regionale che regola le norme per la gestione della fauna ittica e della pesca nel Veneto, nelle acque del Veneto. L'articolo 5 cosa dice? Che la giunta regionale predispone la carta ittica regionale articolata per bacini idrografici, e questo per accertare la consistenza del patrimonio ittico e anche per la tutela dello stesso e per verificare la produttività delle acque. Avanti.
La carta ittica quindi è un vero e proprio piano, uno strumento gestionale che ci aiuta a pianificare e a gestire le nostre risorse ittiche e le nostre acque, oltre che ci aiuta a uniformarci, dà degli indirizzi per uniformare quelle che sono le modalità di gestione. La carta ittica regionale ha proprio questo intendimento, perché finora vigevano delle carte ittiche provinciali, quindi più chiuse rispetto a un territorio provinciale, mentre ora sono state messe assieme e uniformate tutte le regole per tutte le ex 7 province e verranno uniformate appunto con la carta ittica. In parte sono già state uniformate con il regolamento regionale numero 6 2018 che è stato approvato nel 2018 ma che ha preso attuazione il 1 ottobre 2019. La realizzazione della carta ittica quindi è stata voluta dall'assessorato alla caccia e alla pesca e per adeguare sia le norme nella pesca dilettantistica che professionale che il patrimonio ittico. I monitoraggi sono stati eseguiti, lo studio e tutta l'elaborazione dei documenti della carta ittica da un raggruppamento temporaneo di impresa costituito da Bioprogram, che abbiamo qui il dottor Turin come presidente della società, l'Acquaprogram e il dottor Giusato. Avanti. Essendo un piano, la carta ittica è stata sottoposta a una procedura complessa che è la valutazione ambientale strategica o VAS, che è composta da 7 fasi. Andiamo avanti. Queste 7 fasi, in particolare per la carta ittica, sono state accompagnate degli atti normativi della giunta regionale, in cui nella fase 1 è stato approvato con delibera di giunta 1519 del 22 ottobre 19 il documento preliminare, il rapporto ambientale preliminare della carta ittica. Sono in seguito stati consultati i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione regionale VAS, che ha espresso il proprio parere a riguardo nel 2020, il parere numero 13. È stata quindi elaborata la proposta di piano che successivamente nella fase 4 è stata adottata, cioè tutti i documenti costituenti la carta ittica sono stati adottati con delibera 1042 del 28 luglio 2021. Come vedrete e passi velocemente, gli elaborati costituenti la carta ittica e adottati con quella delibera del 2020 sono circa 35 e sono una serie di rappresentazioni sia su documento cartaceo scritto, quindi dei testi, sia a livello cartografico di tutti gli studi, tutte le lavorazioni che sono state eseguite. Ho sottolineato in colore l'allegato F e l'allegato G che rappresentano gli elaborati descrittivi proprio, il piano di gestione per le acque dolci, quindi le zone A e le zone B, che interessano in questo caso il territorio dove siamo adesso, di Belluno, e l'allegato G che è l'allegato di gestione il piano di gestione per le acque salmastre. Andiamo avanti, di seguito appunto vedete questi 35 allegati, di cui molti cartografici, che sono anche rappresentativi di ogni tematismo della carta ittica. Avanti ancora. Attualmente siamo, rispetto a quelle 7 fasi della valutazione ambientale strategica, siamo al termine della fase 5, in cui sono state proposte, è stata fatta una consultazione, una partecipazione popolare, cioè vale a dire tutti i portatori di interesse hanno potuto verificare i documenti che abbiamo mostrato prima, portare le loro osservazioni, presentarle in regione e tutte queste sono state poi verificate dai tecnici, dagli uffici e questo è stato modificato, sono stati modificati alcuni aspetti della carta ittica e questo nuovo documento verrà poi sottoposto nuovamente alla Commissione VAS che darà il suo parere motivato al fine dell'approvazione finale della carta ittica da parte della Giunta regionale. Andiamo avanti. Questo in sintesi, così tanto per essere più veloci, come è stata realizzata la carta ittica, quindi c'è stata una fase di coordinamento in cui poi chi l'ha fatta, realizzata, ha eseguito dei campionamenti, ha raccolto tutti i dati che provenivano dalle ex carte ittiche, dalle carte ittiche provinciali, ha predisposto tutti dei database, ha fatto i propri documenti preliminari, li ha sottoposti ancora alle valutazioni, dopodiché è subentrato il percorso di VAS e alla fine si dovrebbe arrivare alla carta ittica definitiva col quadrato verde. Avanti.
La carta ittica cosa ha comportato? Oltre alla raccolta di dati storici, quindi un database enorme di dati di campionamenti eseguiti dal 97, dati delle prime carte ittiche provinciali, sono state però eseguiti dei nuovi monitoraggi che in tutta la regione sono stati 415, distribuiti nei 12 bacini idrografici nella laguna di Venezia e di Calvi e del Morto. Avanti. Questa è la cartografia che mostra appunto i punti di monitoraggio che sono stati realizzati nell'intera regione. Avanti. E le indagini che sono state svolte sono state sia l'analisi di tipo ambientale, quindi le caratteristiche ambientali, ma anche i parametri chimico-fisici, il monitoraggio teologico, che può essere stato di tipo semi-quantitativo o quantitativo a seconda del tipo di corso idrico. C'è stata un'elaborazione dei dati, la raccolta di tutti i dati, non solo relativi alle popolazioni ittiche, ma anche agli sbarramenti, ai passaggi per pesci, al numero di pescatori, alla pressione di pesca sia degli anni passati che più recente, e per fare poi delle cartografie di distribuzione della fauna ittica e dei report. Avanti. Questi sono alcuni esempi appunto di campionamento con le reti, con l'elettrostorditore spallabile, fisso, reti fisse di vario tipo. Le specie ittiche che sono state campionate nel corso dei monitoraggi, che vanno dalle specie salmonicole come la marmorata qui in basso a destra, alle specie più di pianura come il luccio o altre specie alloctone come il pesce gatto, il persico trota, poi l'anguilla, il barbo. La carta ittica ha stilato poi un elenco di specie presenti che sono risultate in tutto il Veneto 64, di cui 35 autoctone, una parautoctona, la carpa, e 28 alloctone. Questo è l'elenco di tutte le specie autoctone e parautoctone. Successiva le specie alloctone, anche con il loro livello di pericolosità in base appunto al fatto che si siano ben acclimatate e quindi si riproducano, oppure invece non sono così ben presenti o non così acclimatate. Vedrete che ci sono, le potete guardare nel dettaglio in tutti quegli elaborati scaricabili dal portale regionale. E molte di queste specie, magari qualcuno non le conosce nemmeno, comunque sono di origine sia danubiana, quindi dell'est, dell'Europa dell'est, sia asiatica, come uno degli ultimi, il Misdurnus, che è un cobite di tipo orientale, oppure la tilapia del Nilo in alcuni ambienti molto particolari nelle terme ugane, alla trotafario e la troteridea, come vedete in fondo. Avanti. Per ogni specie è stata fatta una carta di distribuzione per ogni singola specie ittica, verificando poi come è stato l'andamento a partire dal 97 fino al 2020, dove il bollino rosso rappresenta il punto di presenza della specie o della popolazione di quella specie, e l'ampiezza del circolo rappresenta la densità di popolazione, l'abbondanza quindi della specie. Come vedete negli anni, per esempio per la trota marmorata, l'abbondanza era molto elevata, soprattutto nella parte superiore quindi bellunese e parte del Trevigiano e Vicenza e Verona, e poi negli anni fino al 2020 c'è stata una rarefazione, mentre per specie alloctone come il carassio vedete che la distribuzione era più nella parte meridionale della regione e le consistenze però negli anni sembrano diminuite. Avanti. Passiamo adesso al piano di gestione delle acque dolci. Qui ho messo un'immagine bellunese perché mi è cara al cuore e poi perché siamo nel bellunese, è il Piave. Il piano di gestione delle acque dolci quindi è un piano di gestione che riguarda la zona A e B. La carta ittica ha definito, ma era già stata definita con le carte ittiche provinciali, la zonazione delle acque interne. La zona A è la zona salmonicola, la zona B la zona ciprinicola e la zona C è la zona lagunare. Oltre a questo è stata fatta una suddivisione di acque principali e acque secondarie. Sono state individuate le acque dolci vocate alla pesca professionale e sono stati elencati gli attrezzi utilizzabili sia per la pesca sportiva che quella professionale,
le modalità di ripopolamento e di emissioni ittiche, le lunghezze minime di cattura, i periodi di proibizione della pesca, le modalità di controllo delle specie alloctone invasive, la gestione degli obblighi biogenici e così via, anche le linee guida per la gestione degli impianti ittici e anche i criteri per la concessione di acque pubbliche, le linee guida per i passaggi per pesci, cioè un documento quindi molto ricco, molto elaborato. Avanti. E alla fine la zonizzazione delle acque interne del Veneto è stata riassunta in questa cartografia dove ci mostra appunto a nord di quella linea rossa la demarcazione fra zona A salmonicola e zona B ciprinicola e la zona lagunare. Rispetto alle carte ittiche provinciali è stata modificata leggermente solo per quanto riguarda gli ambiti di Verona, Vicenza e Treviso. Avanti. La successiva cartografia mostra invece la suddivisione di acque principali e secondarie. Quelle in blu più scuro sono le acque principali. Cosa sono le acque principali? Quelle che per le loro caratteristiche di portata, di vastità e condizioni biologiche possono essere sfruttate per la pesca professionale. Quindi vedete che sono soprattutto nella parte meridionale, rappresentano una parte minore sicuramente del reticolo idrografico. Avanti. Qui possiamo passare velocemente, sono gli attrezzi utilizzabili per la pesca sportiva in zona A e poi in zona B, che conoscete benissimo perché sono già quelli presenti nel regolamento regionale numero 6/2018. Passo pure avanti. Passiamo più nel dettaglio a quelle che sono le specie oggetto di ripopolamento previste dalla carta ittica e le specie oggetto di immissione a scopo di pesca sportiva. Nella parte sinistra della tabella ci sono le specie autoctone di cui è possibile fare le emissioni a scopo di ripopolamento, quindi storione cobice, anguilla, carpa, tinca, luccio, persico reale, temolo e trota marmorata. Alla destra invece le specie salmonicole che sono oggetto di immissione ai fini di pesca sportiva. Quindi la carta ittica, come diceva il dottor Cherubini, già prevede, ha previsto e poi appunto dipenderà dalla normativa nazionale, le specie che possono essere introdotte ai fini di pesca sportiva, quindi trota fario, trota iridea e corregone lavarello. Ci dà anche le indicazioni per ogni specie della misura minima, della misura più adatta per i ripopolamenti e le densità di semina, perché voi, io vedo dei pescatori qui nella platea, sapete benissimo che anche il fiume ha la sua capacità portante, quindi per ogni fiume bisogna cercare di mettere la densità di pesci che il fiume può reggere, può sostenere, e quindi le densità sono state date anche per questo. Il ripopolamento per i salmonidi lo conoscete benissimo, si può fare con uova embrionate, con avannotti, con materiale giovanile di spezzature variabili dai 4 ai 6 cm ai 9 ai 12 cm, e il materiale adulto invece viene consigliato o prescritto, ecco, diciamo, che la misura di immissione sia variabile dai 22 ai 24 cm, ovvero che ci siano 4 pezzi chilo nel quantitativo da immettere. Questo perché sono stati valutati anche il fatto che bisogna limitare la pressione di pesca sulla popolazione residente, perché più noi immettiamo una specie, più diamo fastidio anche alla specie residente. Poi, dopodiché, bisogna valutare anche se è un tratto che vale la pena tenere tutelato e quindi senza emissioni, oppure è un tratto che è già stato danneggiato o ha altre caratteristiche per cui ha bisogno di recuperare facilmente, più velocemente, la propria densità di popolazione ittica. Avanti. La carta ittica poi ha definito anche quali sono le zone e le specie appunto dove poi devono essere reintrodotte o ripopolate queste specie. La cosa più importante, soprattutto per la zona salmonicola, è stata l'individuazione di una zona marmorata. Una zona marmorata appunto rappresentata dalle aste principali dei fiumi o i maggiori affluenti, i maggiori tributari, e in queste zone deve essere effettuato un ripopolamento con trote marmorate, materiale giovanile che sia uova appunto o piccole
di taglia molto piccola, a Vannotti o 4-6, e devono essere immesse in queste zone, e in queste zone non può essere immessa invece la trota fario, perché sappiamo tutti che la trota fario è in grado di ibridarsi con la trota marmorata, dare luogo a degli ibridi fertili che poi inficiano sulla specie stessa, e la specie più delicata non è sicuramente la fario ma è la marmorata. Come sappiamo, dagli anni in cui appunto abbiamo fatto tutte le reintroduzioni, abbiamo fatto i nostri studi, i monitoraggi, abbiamo visto quanto sia delicato e fragile appunto l'equilibrio tra la presenza di trota marmorata e tutto quello che succede nel corso d'acqua. È stato poi appunto, sono state indicate per ogni specie appunto dove possono essere introdotte queste specie. Per esempio per la trota fario, oltre a delle zone dedicate, la distanza dalle zone marmorata deve essere di almeno 3 km dalla zona marmorata, questo per quanto riguarda gli affluenti tributari. Dal terzo anno di validità della carta ittica, per quanto riguarda le specie di interesse alieutico per la pesca sportiva come trota fario e trota iridea, si dovrà procedere all'immissione con soli lotti di soggetti sterili, quindi che abbiano una poloidia tale che non gli permettano di essere produttivi, che siano quindi sterili. Avanti. Queste due tabelle seguenti sono per tutta la regione i tratti individuati a zona marmorata per ogni bacino idrografico e per ogni fiume. Andiamo pure avanti. Per quanto riguarda le misure minime di prelievo delle varie specie, vengono confermate per la quasi totalità quelle già presenti nel regolamento regionale, ad eccezione della carpa, per il quale viene proposto un aumento di misura a 40 cm, e anche per i periodi si confermano quelli già vigenti, e con un aumento di 15 giorni di protezione per la tinca e di 30 giorni per la carpa. Viene proposto anche un periodo di protezione per il criotto, il coregone lavarello e il persico trota, anche se coregone e persico trota sono considerate specie alloctone. Entrando poi nel dettaglio di quello che invece è la gestione dal punto di vista dei pesca sportivi, sono stati individuati i campi gara, cioè quei tratti di corsi d'acqua o specchi d'acqua che vengono adibiti allo svolgimento di gare o manifestazioni di pesca. Questo analizzando una serie di dati storici di tutte le province, in base appunto all'utilizzo da parte dei pescatori e anche in base alle caratteristiche dei corsi d'acqua. È stata fatta una suddivisione in campi gara di tipo A, quindi dei campi gara in cui possono essere fatte un massimo di 60 manifestazioni all'anno di pesca agonistica, diciamo, campi gara di tipo B in cui ci sia un massimo di 25 giornate di gare, e poi una serie di ambienti compatibili in cui si possano svolgere dei raduni di pesca sociali, tradizionali, che però non debbano essere superiori a 6 nell'arco dell'anno. Tra i campi gara, e quindi non tra gli ambienti compatibili, saranno individuati dalla giunta regionale dei campi gara fissi, con un apposito provvedimento. Campi gara fissi sia di tipo A o che di tipo B, in cui possono essere svolte appunto delle manifestazioni programmate con un calendario appunto molto intenso, ma all'interno dei limiti stabiliti dalla carta ittica. Avanti. Parlando invece delle zone di tutela o di zone di pesca speciali, la carta ittica ha individuato delle zone di riposo biologico suddivise in zone di riposo biologico integrale chiamate ZRB o delle zone di accrescimento, zone nursery chiamate AA. Vi dico queste sigle perché sono quelle che troverete nelle cartografie allegate che appunto potete scaricare dal portale, in cui questi singoli codici vi possono aiutare a dire cerco la zona di ripopolamento, con la sigla ZRB troverete appunto la cartografia adeguata. Invece poi ci sono delle altre zone considerate comunque di tutela ma anche di pesca, che sono le zone di pesca regolamentate, suddivise in zone no-kill integrali, zone no-kill catch and release, zone no-kill specifiche e zone trofeo in zona A e in zona B. Avanti.
Come vedete da queste tabelle, senza proprio entrare nel dettaglio, si sono voluti dare delle percentuali, la lunghezza dei tratti e la percentuale sull'idrografia totale del Veneto e sull'idrografia invece di interesse alleutico, di quanti chilometri o di quanta percentuale rappresentino queste zone di tutela, che siano esse di riposo biologico o di zone di pesca regolamentate, che comunque riconosciamo sono zone di tutela, che rappresentano tratti anche abbastanza vasti, perché nel totale sono 3.500 km rispetto all'idrografia totale, oppure 2.200 rispetto all'idrografia di interesse alleutico, quindi sono anche abbastanza le zone tutelate, sono percentuali, 20% delle zone di interesse alleutico che siano tutelate, sicuramente è una buona percentuale. Avanti. In questa tabella le stesse zone di protezione di pesca regolamentata sono state suddivise per provincia e per zona A o zona B, e anche poi suddivise a seconda che siano delle zone no kill o catch and release o trofeo o trofeo in zona A, in zona B o no kill specifiche. Avanti. Per quanto riguarda le caratteristiche di queste zone, sono state scelte in base appunto alle caratteristiche ambientali e alle caratteristiche della popolazione ittica che è stata rinvenuta. Le zone di riposo biologico, che sono state appunto divise in zone di riposo biologico integrali o zone di accrescimento, sono entrambe zone in cui vige il divieto di pesca, ma nella prima è previsto che non venga effettuata nessuna attività etiogenica, nessun ripopolamento, diciamo dei cosiddetti santuari, dove la specie ittica, che in quel caso magari è stata non solo una, ma in generale magari può essere indirizzata verso una singola specie, sappiamo che quello è un luogo d'elezione dove si riproduce ed ha una densità e un'abbondanza tale da autosostenersi, e in questo caso bisogna lasciarle tranquille, non fare nessuna attività etiogenica. Nelle zone di accrescimento invece sono delle zone appunto dove vige il divieto di pesca, ma che hanno delle caratteristiche tali che ci consentono di introdurre del materiale giovanile per aiutare la popolazione ittica a sostenersi. Avanti. Nelle zone invece di pesca regolamentata saranno differenti a seconda del tipo di esca utilizzata, quindi le zone no kill, quindi no kill significa che non bisogna trattenere il pesce catturato, in cui può essere utilizzata solo la coda di topo, la tenkara valsesiana e le mosche artificiali munite di un solo amo e senza artiglioni. Le zone no kill integrali invece sono simili, solo che qui possono essere, non si usa la coda di topo per esempio, ma si possono utilizzare le esche artificiali, sempre però senza artiglioni. Le no kill specifiche riguardano una determinata specie, cioè decidono, la carta ittica ha deciso quali sono le zone vocate per quella specie e decide di tutelarla mettendo appunto un divieto assoluto di trattenimento di quella specie. Potrebbe essere per esempio in zona B la tinca, oppure ormai la trota marmorata è vietata da regolamento, quindi questa, una volta c'erano quelle per il luccio, ma anche il luccio è stato vietato anche questo dal regolamento. Andiamo pure avanti. Le zone trofeo sono quelle suddivise per la zona A e per la zona B. In questo caso è prevista la possibilità di cattura di un capo di una taglia ben definita, superiore a quella stabilita dal regolamento regionale, e possono essere o specie autoctone o anche alloctone di interesse sportivo. Le zone di trofeo in zona B sono quelle in cui è possibile utilizzare le tecniche dello spinning, del catfishing, e anche in queste zone ci sarà una misura superiore a quella della specie trofeo, appunto che si stabilisce trofeo, superiore a quella stabilita dal regolamento. In tutte le zone no kill e zone trofeo è sempre vietata l'immissione di materiale ittico adulto o subadulto. Vabbè, finito. Questa è una marmorata del Piave sempre. Lascio la parola al dottor Turin. Questa è una marmorata. Grazie. Allora era il cordevole. Cordevole, bravo.
Grazie alla dottoressa Grava per questa impresa di condensare in poco più di 20 minuti la carta etica regionale, che comunque, come vi diceva, tutti i documenti sono scaricabili integralmente dal nostro sito. Passiamo la parola appunto al dottor Paolo Turin, che oltre ad averci dato l'assistenza tecnica per la carta etica, ha l'incarico di seguire un progetto che viene gestito dalla società partecipata della Regione Veneto Acque, a cui la Regione ha affidato un progetto particolare per la tutela dei salmoni nella zona A, per il ripristino a seguito dei danni causati dalla tempesta Vaia. La Regione è riuscita a riservare delle somme, dei fondi anche abbastanza significativi per cercare di invertire la tendenza che c'è stata dopo tempesta Vaia sulle popolazioni di salmoni autoctoni. Siamo riusciti a dare appunto a riservare questi soldi, a dare incarico a Veneto Acque, e Veneto Acque ha scelto, dopo una selezione, di affidarsi da un punto di vista tecnico al dottor Turin. Prego, se posso iniziare? Prego. Grazie. Beh, prima di tutto io ringrazio tutti chi ha avuto la pazienza di stare qua fino a per ascoltarci ancora, e aggiungo anche che io ho fatto il parafulmine, cioè il coordinatore del gruppo di lavoro, ma la carta etica ha detto tutte le province del Veneto come esperienza, anche perché qua in sala c'è il mio socio Marco Zanetti, quindi la carta etica di Belluno ha anche una radice bellunese, o meglio la carta etica regionale ha anche una sua radice ben radicata sul territorio. Bene, però non è questo che devo dirvi io. Io oggi sono qua a nome per conto della città Veneto Acque, che purtroppo non ha potuto partecipare alla giornata di oggi perché avevano altri impegni, ma ha delegato me in quanto loro consulente per presentare un progetto importante che deriva dai finanziamenti che la Regione Veneto ha messo a disposizione del territorio tramite una sua partecipata in-house, tecnicamente Veneto Acque, cioè una società regionale, con una somma importante. Giuseppe Cherubini non l'ha detto, ma lo posso tranquillamente dire io, sono oltre 2 milioni di euro che devono servire a ripristinare o aiutare o essere il motore per il ripristino dei popolamenti a salmonidi delle zone che sono state toccate dagli eventi della tempesta Vaia dell'autunno 2018. La prima, per favore. Ecco, come vi ricorderete, Vaia è stato un disastro che ha toccato in 4 giorni, ha fatto, diciamo, tabula rasa in certe zone della regione, distruggendo sia il patrimonio boschivo, ma in cascata il danno si è propagato anche in corsi d'acqua che ne hanno subito un effetto devastante. Tanto per dire, è un evento catastrofico che noi abbiamo chiamato tempesta, o meglio nel volgo, nella volgata, nei giornali si chiama tempesta, ma che in realtà ha tutte le caratteristiche da un punto di vista tecnico per essere chiamato uragano, perché c'è una scala per gli eventi meteorologici di questo tipo. Le tempeste arrivano fino al 10 della scala. Vaia ha toccato in Veneto scala 12, quindi eravamo già in quello che si può chiamare uragano, come si dice per gli eventi che capitano nei tropici. Benissimo, andiamo avanti con la prossima. E qua si vede, se voi guardate, in questa sono le superfici del territorio toccate con colori che rappresentano le scale, il rosso rappresenta la maggiore intensità, vedete che sostanzialmente quasi una ampia parte del Bellunese e la parte, diciamo, dell'altipiano di Asiago nel Vicentino sono state le zone che hanno avuto i danni peggiori da questa continuiamo a chiamare tempesta per comodità, da questa tempesta in Veneto, che naturalmente non ha toccato solo il Veneto, ma ha toccato anche parte della Lombardia, del Friuli, e anche qualcosa in Austria, ben più di qualcosa in Svizzera e in Austria. La prossima, per favore. E questa immagine l'ho presa dal sito dei Vigili del Fuoco. Questi erano i fiumi del Bellunese durante i giorni della tempesta Vaia. Quindi capite, tanto per dare un numero, quando parliamo di danno per la fauna ittica in allevamento, non in ambienti naturali, però tanto per dare un numero, sopra i 50 mg al litro di solidi sospesi, parliamo già di una situazione di rischio per i pesci. Qua non ce n'erano 50, c'erano 5.000, tanto per darvi l'idea di perché c'è stato questo disastro che è stato poi rilevato. Andiamo pure con la prossima. Quindi
la Regione ha pensato di attivare un progetto che su basi oggettive cerchi di definire una serie di interventi suddivisi per step che possano in qualche modo aiutare, o meglio, se possibile ricostruire, ma quantomeno attivare quel processo virtuoso che porta alla ricostruzione del patrimonio ittico presente in queste zone, che già è iniziato questo periodo. Non bisogna dimenticare l'attività, l'azione che tutti i bacini, tutti i concessionari hanno già fatto in questi anni, ma se avete già fatto un poco, non è detto che non vi deva essere dato un ulteriore aiuto per cercare di ritornare a quelle che erano le situazioni precedenti, nei limiti del possibile, anche perché vedremo, adesso ne parliamo, dopo Vaia ci sono state delle altre attività collegate a Vaia che comunque hanno generato degli ulteriori elementi di pressione e di danno al patrimonio ittico locale, come ben sapete, come adesso toccheremo. Comunque, la Regione Veneto affida a Veneto Acque, sue società, braccio operativo anche per semplicità amministrativa, operativa, quindi una società che diciamo, è più dinamica, una serie di attività che sintetizziamo in 4 punti fondamentali. Il primo è, dobbiamo fare un catasto, fare una sintesi di tutti quelli che sono stati i danni oggettivi, andando a individuare le zone precise, ma non perché ce le inventiamo, perché ci sono già dei dati a disposizione. Voi quasi tutti i bacini di Belluno hanno fatto le proprie perizie al tempo, sono tutti i dati che la Regione ha già acquisito, si tratta di ordinarli, mettere in un sistema, in un database per avere tutti i dati del prima e del dopo, e dove non ci dovesse essere stato un dato dedicato, raccolto appositamente, raccogliere tutti i dati che già sono a disposizione della Regione, perché nel database che la collega Barbara Gravo-Vanin prima citava, ci sono dentro tutti i dati di tutti i campionamenti condotti dal 1987 in poi fino al 2019, perché la carta ittica ha dei campionamenti che vengono fatti nel 2019, cioè subito dopo l'evento Vaia. Quindi abbiamo già un ulteriore pacchetto di dati che ci serve per poter fare questo punto. Dopodiché la fase B è, una volta fatto questo riaggiornamento, questo catasto, questa riverifica di quanto già è a disposizione, ce l'abbiamo già, dobbiamo intervenire concretamente. Dobbiamo fare delle attività di ripopolamento che non sono semplici, anche per i motivi amministrativi che prima il dottor Cherubini diceva, cercando di mettere a disposizione delle associazioni, per quanto possibile, del materiale autoctono o comunque del materiale compatibile col quadro normativo attuale, assimilandolo a specie immettibili che possano intervenire direttamente nelle zone che hanno avuto il danno, che poi vedremo anche in qualche modo come sono localizzati sul territorio. Qua però c'è già un problema. Se noi andiamo a cercare adesso sul mercato della marmorata di Ceppopiave, dove la troviamo? Non ce n'è. Cioè, non dire che ci raccontiamo le favole, no, non ce n'è. Ma lo stesso vale per il Brenta e lo stesso vale per l'Adige, forse per l'Adige, che però non rientra tra questi corsi d'acqua. Magari dal Trentino, secondo criteri di solidarietà, forse qualche manciata di materiale ce lo possono dare, se lo chiediamo. Ci proveremo, può darsi, ma se parliamo di Piave, materiale sostanzialmente non ce n'è. Quindi dobbiamo fare qualcosa di diverso, oltre a fare i ripopolamenti per quanto possibile. Certo, l'Alto Agordino è tutta zona che per la maggior parte è evocata, o meglio, la carta ittica individua come idonea per Fario. Nei limiti di quanto ci consentono le norme, nulla vieta che per quelle zone si intervenga anche con immissioni della specie Fario nelle zone destinate alla fauna. Nelle altre zone dove questo non è possibile e dove marmorata non ce n'è, interveniamo in un altro modo. Interveniamo, e questa è la parte C, la fase C del lavoro, supportando, sostenendo e dando degli ulteriori contributi economici al sistema degli incubatori di valle che tanti bacini del Bellunese già hanno, anche nel Vicentino, supportando questi incubatori con ulteriori risorse, perché comunque da questo evento disastroso ci sia un effetto economico di leva che permetta di rimettere a regime un sistema che dovrebbe auspicabilmente nell'arco di un po' di anni, speriamo non tanti, essere il motore del ripopolamento della marmorata in tutto il territorio regionale, quindi di creare una rete di impianti piccoli, medi o grandi che siano, distribuendo il rischio sul territorio in modo che se deve succedere qualcosa in qualche impianto ci sia sempre un effetto di paracadute garantito da tutto il sistema di incubatori. Un po' come ha fatto il Trentino. Il Trentino ha utilizzato questa. L'ultima parte
sempre se resteranno ancora risorse disponibili, perché 2 milioni sono tanti ma non sono assolutamente infiniti, specialmente con queste premesse, anche qualche intervento di ripristino ambientale nei limiti di quello che l'autorità idraulica consentirà, di ripristino di alcune parti ovviamente limitate di corsi d'acqua, o anche di interventi per lo sgaiamento di alcune scale di rimonta che dovessero essere, anzi ce ne sono, faremo delle verifiche anche su questo, che dovessero essere fortemente inghiaiate. Andiamo avanti per cortesia, cerco di essere rapido anche perché rubiamo il tempo ai nostri colleghi che verranno dopo di noi. Quindi delle 4 fasi poi vengono, che dicevo prima, le 4 step principali di progetto vengono a loro volta suddivisi in ulteriori sottopassaggi in fasi operative. La prima fase quindi dice dobbiamo individuare le aree, abbiamo dei dati, l'ho detto prima, li raccogliamo, sono già disponibili, però abbiamo anche la possibilità di fare una verifica oggettiva di quanto è contenuto nei vari documenti prodotti, sovrapponendo dal punto di vista cartografico, perché ormai abbiamo strumenti avanzati anche dal punto di vista cartografico, le aree che la regione ha già cartografato con il servizio forestale, con il reticolo di corsi d'acqua di interesse allieutico che è stato prodotto la carta ITE. Quindi abbiamo anche un'evidenza, una possibilità di sovrapposizione diretta delle zone di maggior impatto di baia con i corsi d'acqua di interesse per la pesca. Ma non solo, non basta questo, perché l'effetto di baia non si è limitato alle zone di impatto diretto, ma si è trascinato a valle. Chiamiamolo il buffer di valle, sia per il trascinamento della torbida verso valle, ma anche perché in quel periodo hanno aperto le grandi dighe. Quindi le dighe hanno fatto un effetto di dilavamento verso valle che è andato molto e ben più in là delle zone di danno diretto di baia che poi vedremo nell'immagine. Quindi cercheremo anche di definire le zone di buffer, cioè l'estensione lungo le aste degli effetti indiretti, chiamiamoli, derivanti dalla tempesta. E ho detto prima che Dan e Baia ha fatto gravi danni, ma anche se, diciamo, a fin di bene per la tutela della sicurezza della collettività, ci sono stati sulla fauna ittica dei danni ulteriori post-datati rispetto a Baia, che sono quelli dovuti ai tantissimi cantieri che sono stati aperti per ripristinare i danni di Baia. Quindi c'era stato un danno prima, si è dovuto intervenire per ridurre le condizioni di rischio, però in quel momento, facendo pure un'opera meritoria, si sono creati degli ulteriori danni per i pesci, perché il cantiere in agro, sapete, crea dei danni. Benissimo, andiamo ancora avanti velocemente. Quindi, per quantificare quanto ripopolamento fare, faremo le solite cose che sempre fatte, abbiamo i dati prima, abbiamo i dati post-baia, vediamo la differenza, in funzione di queste differenze andremo a fare e quantificare i ripopolamenti da fare, e da ultimo, ma l'ho già anticipato, cerchiamo le modalità migliori per andare a acquisire il materiale, ma di materiale buono non ce n'è, quindi altra alternativa che supportare gli impianti di produzione locali di valle, difficilmente per le specie nobili come la marmorata avremo possibilità di fare diversamente, se no ci andiamo a raccontare, come dicevo prima, delle belle favole, ma che poi non corrispondono alla realtà. Grazie. Prossimo. Benissimo. Anche questa la possiamo passare, cioè l'ho già anticipata, vado velocemente, quindi come dicevo prima, le attività di ripopolamento saranno mirate, localizzate in funzione dei sistemi di pianificazione della carta ittica, anche perché avendo la carta ittica alle spalle e la valutazione di incidenza già disponibile, non dovremo fare ulteriori elementi di valutazione, quindi di irrigidire il sistema con ulteriori procedure valutative, e soprattutto, come dicevo prima, nell'ambito di quel sostegno che dobbiamo dare agli incubatori, cerchiamo anche di fare, qualora non sia già stato, e se è già stato fatto magari lo rifacciamo, di valutare effettivamente quanto è lo stock dei riproduttori disponibili e soprattutto se questo stock di riproduttori disponibili all'interno degli impianti è di qualità adeguata per garantire la prosecuzione della specie, perché sapete che meglio di me, perché ne avete fatte tante di prove genetiche, che a volte i genetisti danno delle indicazioni che sono un po' in contrasto con quello che l'occhio, l'esperienza, la visione del fenotipo ti potrebbe dare. Quindi se è possibile, anzi sarà possibile, in questa fase vi aiuteremo anche per fare delle ulteriori caratterizzazioni tipo genetiche. La prossima, per favore. Eccola qua. Questa l'ho appena illustrata, le modalità, diciamo che
il supporto all'incubatorio verrà fatto di volta in volta, caso per caso, li passiamo tutti, verremo, anzi invito tutti coloro che già vogliono mettersi in contatto di anticipo, chiamateci, a me o Marco, dovremo fare come era stato fatto nel 2004 per il Ministero, per chi c'era al tempo si ricorderà, abbiamo passato tutti gli incubatori, per ognuno verrà fatta una scheda, valutando la struttura come messa, di cosa ha bisogno, ne parliamo insieme di che cosa c'è bisogno, quantifichiamo quanta è la produzione teorica che ogni incubatorio potrebbe dare, valutiamo come vengono raccolti e come vengono stoccati o se si va solo sul selvatico per i riproduttori, e soprattutto cerchiamo di darci un obiettivo che sarebbe doveroso venisse rispettato per il futuro. Cioè, il mio impianto l'impianto X o Y, scusate, lo posso sostenere con questa cifra che sarà suddivisa fra tutti, con l'obiettivo però di avere in 2 o 3 anni, quello che valuteremo, una produzione annuale che sia di X. Cioè, cerchiamo stavolta di fare qualcosa che sia diverso dall'aiuto estemporaneo che arriva lì e che poi è disgiunto da quella che nel futuro sia la effettiva capacità produttiva dell'impianto, perché è da questi che noi potremo avere per il futuro materiale per ripopolare. Noi non abbiamo nessuna idea di cosa dirà quel nucleo di valutazione che ha citato Giuseppe prima. Noi ci auguriamo tutti che dia delle indicazioni in linea con quanto la carta ittica ha previsto, ma ad oggi nessuno può essere sicuro. Se dovesse dare delle indicazioni in contrasto, gli incubatori di valle saranno quello che ci resta. Per cui è bene che ci mettiamo in moto con 3 anni di anticipo per fare in modo che questi possano funzionare nella peggiore delle ipotesi. Se invece l'ipotesi sarà rosea, questi comunque ci servono perché la marmorata dobbiamo produrre in casa perché nessuno ce la vende. Grazie, alla prossima. Interventi pilota, ho detto purtroppo saranno pochi, cioè costano tanto, cioè mettere interventi pilota di ripristino ambientale sono anche semplici. Se l'autorità idraulica ci dà l'assenso, mettere dei massi da 1000 kg, cioè massi ciclopici da 1000 kg alternati in alveo in alcuni punti per creare un po' di giro d'acqua, un po' di buca, è una cosa semplice e genera anche habitat importante per i pesci. Basta che ci aiutino, che l'autorità idraulica dica che si può. Però anche se lo facciamo in pochi posti, là i 100.000 euro per fare un intervento pilota volano, per cui insomma cercheremo di farli nei limiti del possibile, che sono molto molto costosi, come dicevo la risorsa non è infinita. La prossima ancora, per cortesia. Ecco, come dicevo prima, purtroppo l'immagine e la luce non è delle migliori, però se vedete, questo è l'esempio, questo è l'intero, si vede malissimo purtroppo, le zone in rosso, queste qua, sono tutte le zone che già la regione, gli uffici regionali del servizio foreste hanno individuato puntualmente sulla base di voli satellitari come le zone di maggior presenza, anzi le zone di schianto. E abbiamo un dato molto preciso, puntuale. Se passiamo alla prossima, dottoressa, possiamo avere anche dell'ingrandimento. Questo per esempio è l'Agordino, lo vedete, è crivellato. Tutto quel rosso là sta a indicare le zone degli schianti. Sotto qua si intravedono i vari corsi d'acqua. Purtroppo la qualità dell'immagine non è la migliore, però già guardando questa immagine è evidente dove si sono concentrati i danni. Ma questo vale per l'Agordino, ma vale anche per il Cadore, per il Comedico, la prossima, per cortesia. Magari il rosso è meno accentuato, ma se vedete il grosso degli schianti è venuto esattamente lungo le aste fluviali. E lì ci sono anche le grandi dighe, non che mancano di là, ma qua ce ne sono in particolare. Qui abbiamo avuto anche l'effetto bassa. Andiamo avanti con la prossima, abbiamo quasi finito. Niente, basta, abbiamo finito. È la stessa trota della Barbara, casualmente. Questa viene sempre da Boscan, grazie. Grazie. Guardate, sembra, non è banale essere riusciti a riservare quei 2 milioni di euro per un ripristino di fauna selvatica, di ecosistemi naturali. Ovviamente i danni della tempesta Vaio sono stati enormi e ovviamente hanno avuto la priorità agli interventi sulle abitazioni civili, sulle infrastrutture, quindi essere riusciti a trovare nei fondi regionali per Vaia dei fondi per il ripristino naturalistico e ambientale, anche se in ritardo,
non è stato facile, non è stato banale, e quindi credo sia molto importante. Una cosa che non abbiamo detto, credo né io né Paolo, è che abbiamo delle tempistiche precise per utilizzare questi 2 milioni di euro, che sono il 2022 e il 2023. Quindi gli interventi che ha descritto Paolo Turin devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2023. Detto ciò, non vogliamo rubare tempo al lupo, ma credo che se qualcuno ha qualche domanda o qualche intervento, vedo Franco Levon, sei il padrone di casa. Allora, intanto grazie per queste interessantissime relazioni, sono dico anche a nome dei pescatori che sono qui presenti e che poi ovviamente possono intervenire in maniera autonoma. Io avrei mille cose da dirvi, grazie dell'inquadramento della carta idrica e anche di questo progetto. Una cosa che sta a cuore, quindi avevo parlato ancora già con Giuseppe, in qualche caso mi dicono i pescatori l'intervento fatto post baia è stato quasi più devastante dell'intervento di baia, quindi riallacciandomi a un discorso con Paolo adesso. E allora, Giuseppe, mi pare che avevamo già parlato di quella delibera regionale che avete fatto per una zona della pianura, della zona lagunare. Ecco, io ti chiederei insomma insieme di metterla a punto, o la facciamo insieme, o la fai tu, o la faccio io, insomma, come provincia, però credo sia assolutamente determinante e quando si va sul corso va qua, al di là della somma urgenza, deve essere una priorità per la salvaguardia delle abitazioni, ma un parere minimo di un biologo, di un tecnico, però ci deve essere. Grazie. No, ti ringrazio, hai fatto benissimo a dirlo, perché poi tra le mille cose sfuggono delle cose però importantissime come questa. Uno degli obiettivi del progetto che Paolo Turin sta seguendo con Veneto Acque, ne avevamo parlato, è anche quello di definire poi delle linee guida per la gestione della frode marmorata che possano essere poi approvate e fatte proprie dalla Regione per indicazioni anche a tutte le sue strutture come Veneto Agricoltura, e quindi di questo con Paolo Turin avevamo già parlato, e quindi di dare un quadro strategico e linee guida per la gestione della marmorata per i prossimi 10 anni che possa anche venire approvato formalmente dalla Giunta regionale. Un'altra cosa è invece ulteriore, è quella che stai dicendo tu, e tu fai riferimento a una delibera che abbiamo fatto l'anno scorso, la 1009, se non sbaglio, del 2021, in cui abbiamo lavorato con direzione pesca, direzione agroambiente che si occupa di caccia e di pesca, la direzione che si occupa dei geni civili regionali e la direzione infrastrutture della regione, per quanto riguarda un protocollo per la riattivazione ambientale e produttiva in caso di dragaggi a mare. Cioè, quando vengono fatti i dragaggi di sabbia a mare, ovviamente i banchi di sabbia a mare sono anche quelli dove crescono maggiormente i molluschi di interesse produttivo. E quindi abbiamo detto facciamo i dragaggi perché ovviamente serve per il ripascimento delle spiagge, ma colleghiamo ai progetti di dragaggio anche dei protocolli di riattivazione ambientale e produttiva delle biocenosi del fondale. E su questo è venuta fuori una delibera secondo me molto interessante, che dice che ogni progetto di dragaggio deve avere al proprio interno il progetto finanziato di riattivazione ambientale e produttiva. Una cosa di cui avevamo parlato con te e che possiamo agganciare a questo progetto e quindi trasformarla in una delibera è un qualcosa di analogo, cioè nel momento in cui ci sono degli interventi che sono necessari di sicurezza idraulica sui fiumi, sui torrenti, abbinare anche delle linee guida di intervento che tengano conto anche degli aspetti di salvaguardia ambientale, ecosistemica e di salvaguardia delle biocenosi. Su questo può aiutare l'individuazione degli interventi pilota del progetto, e quindi abbiamo anche la parte tecnica. Per trasformarlo poi in una delibera amministrativa che sia di indirizzo e cogente dobbiamo lavorare insieme agli uffici
che fanno i lavori uffici regionali, come ad esempio il Genio Civile. Però sicuramente agganciamo a questa prima fase del progetto che stiamo facendo con Veneto Acque di analisi tecnica con Paolo Turì anche la definizione di queste linee guida che dici tu. Ovviamente, ripeto, è una cosa che non avrebbe senso fare da solo come ufficio pesca, perché i lavori non li facciamo noi, e quindi avvieremo fin da subito e magari voi che avete già dei rapporti stretti ci aiutate, dei colloqui col Genio Civile regionale, con l'ufficio della provincia, in modo da creare delle linee guida che siano condivise, perché se sono linee guida che valgono solo per il pesce e che però dal punto di vista di sicurezza idraulica sono un disastro, è ovvio che non va bene, dobbiamo lavorare insieme. Quindi Paolo, prendiamo nota di questo e agganciamoci da tradurre poi un provvedimento amministrativo come una delibera. Grazie. Tornando, sono Giacobbi del bacino di pesca numero 4. Prego. Tornando a questo discorso, quando si fa un lavoro in alveo si va a rovinare l'intero ecosistema. Pertanto, una volta terminato, già ne mettono anche dentro in programma anche sui lavori, deve essere ripristinato. Non si va minimamente a toccare le opere idrauliche fatte per salvaguardare il torrente, il fiume, i suoi asini, però la parte centrale del fiume viene lasciata come un'autostrada. Se venite in ore, faccio degli esempi che sono pazzeschi, venite sul Rio Rin dove sono intervenuti, il torrente aveva una sua linicità, adesso è segregato in una parte e lasciato così. Perciò anche quando si stipulano questi lavori qua, che dovrebbe essere la regione, il servizio pesca da conto mio per molto importante, dovrebbe essere previsto anche, una volta terminati i lavori, fare anche l'investimento sia ambientale che ittico. E qua si potrebbero trovare altri soldi per aiutare la popolazione ittica della zona. Questo è importantissimo. Bisogna che troviamo una linea per andare avanti, se no non sarà mai fatta, non sarà mai finita questa cosa qua. Noi spendiamo tanti soldi per ripopolare, poi entrano dentro, la famosa autostrada, e noi possiamo seminare tutto quello che vogliamo, ma non riusciremo mai di nuovo a arricchire il pesce al corso d'acqua. E poi un'altra cosa importantissima che dobbiamo trovare una soluzione, e purtroppo io in questi periodi qua nel mio territorio ho avuto un forte incremento e comunque passato, sono il genitori. Io posso seminare tutto quello che voglio, posso investire tutto quello che voglio, ma se non li blocchiamo io faccio la segna e la blocco. Stanotte sono arrivati 150 miliardi e poi prendono sia il piano al nord che al sud, e anche questo è un altro aspetto, perché noi possiamo investire 2 milioni di euro, ma se poi non li blocchiamo i nostri 2 milioni di euro spariscono. Possiamo allevare tutti i pesci che vogliamo, ma se non li fermiamo non possiamo assolutamente portare avanti la fauna ittica, perché sarà sempre destinata a soccombere contro un servizio che è la meraviglia di pescatura, veramente una meraviglia. Non ne frega niente. Sono d'accordissimo. Io credo che la cosa vera è che tutto è complesso, ovviamente, gestire tutto è complesso. L'approccio è quello di gestire insieme, e quindi, come ho detto per i lavori, parliamo insieme, lavoriamo insieme con i colleghi del Genio Civile di Belluno e altri che hanno a che fare con i lavori. La stessa cosa per i chiofagi. Non è semplice dire tolgo questo, metto questo. Viviamo in sistemi complessi. Chiedo scusa perché mi stanno facendo cenno che il lupo incombe su di noi e quindi dobbiamo lasciare. Se ha 30 secondi l'intervento il signore con la maglia rossa, poi chiedo scusa, ma vi dobbiamo lasciare. Eventualmente ci contattate. Ok, sono Roberto Ungaro della Pescatori Sile da Piave di Mervetta. Il mio intervento si collega a quello dell'amico sugli idiopati. Il problema non sono solo i cormorani, sono tutti gli idiopati, non dimentichiamoci. E noi non possiamo limitarci a guardare la cosa solo dal punto di vista dei pescatori, ma dal punto di vista dell'ambiente. Perché l'ambiente non è più in grado di sopportare gli idiopati che ci sono, parlo anche di verdette e aeromi, non ci sono soltanto i cormorani. Tenete presente che se è vero che mangiano circa 400-500 grammi al giorno, vuol dire che sono quintali di pesce al giorno che vanno nei loro stomaci.
nessun ambiente è in grado di sopportare questo, e non si mangiano solo i pesciolini che noi andiamo a pescare, che vuol dire troppo, ma si nutrono anche tutti gli altri animali. Troviamo le gazzette a 1600 metri sui laghetti e sulle pozze d'acqua del Grappa a mangiare salamandre. Non può andare bene così. Bisogna che l'ambiente venga salvaguardato, e questo non possiamo farlo noi soltanto. Grazie. Ripeto, sono d'accordissimo, ma direi che tutto oggi, ma anche tutte le 3 giornate, ritorna a questo concetto che l'ambiente va gestito e che lo deve gestire l'uomo, che valga per gli ictiofagi, che valga per i lavori, che valga... E quindi, ripeto, ce la mettiamo tutta e mi pare che la strada e l'approccio sia quello corretto. C'è tanto da fare in vari campi, quindi parleremo anche di questo. Quindi io vi ringrazio tutti e la parola a Luca.